Sono state ben 170 le fattorie didattiche che nello scorso weekend in Veneto hanno aperto i loro battenti, le loro porte ai consumatori, ai cittadini. Vediamo il servizio. Si è tenuta domenica 13 ottobre la 17ª edizione della Giornata Aperta delle Fattorie Didattiche, manifestazione promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con le organizzazioni professionali del settore, alla quale hanno aderito più di 170 aziende agricole e agrituristiche di tutto il Veneto. Filo conduttore della giornata è il turismo lento, un'offerta di tipo esperienziale rivolta a bambini e adulti che mette in luce i corsi che verranno attivati nel prossimo anno scolastico nell'ambito dei progetti regionali rivolti alle scuole sulle tematiche dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente. I bambini diciamo che hanno una grande possibilità che non è soltanto quella di imparare a scuola o con i propri genitori, ma è imparare in una fattoria didattica dove l'insegnante è un agricoltore, il quale li immerge in una nuova realtà dove si parla anche di tipicità dei prodotti, di stagionalità, dove ci sono anche dei percorsi all'interno del territorio agricolo oppure anche un po' di cultura tramite musei etnografici o percorsi culturali. Quindi è così una giornata all'insegna della natura oltre del cosiddetto turismo slow, quindi è aperto non solo ai nostri cittadini ma anche a tutte quelle famiglie che sono già sul territorio e che hanno la possibilità di andare a visitare una di queste splendide aziende. Un'iniziativa che si colloca nell'ambito delle politiche regionali di promozione del turismo rurale, al fine di valorizzare l'identità regionale, l'economia locale e le produzioni tipiche, creando una rete di relazioni fra agricoltori e giovani cittadini attraverso la preziosa mediazione del mondo della scuola. La nostra azienda è un'azienda zootecnica, noi alleviamo vacche da latte, produciamo latte e facciamo anche una piccola trasformazione, facciamo formaggi, yogurt e gelato. La giornata serve per accogliere un po' tutte le famiglie e promuovere quello che è il nostro territorio, le nostre realtà produttive, perché siamo delle aziende agricole. E l'obiettivo di quest'anno è il turismo lento, quindi insegniamo un po' alle famiglie come muoversi nel territorio e conoscere chi sostiene anche il territorio. Comunque le 6A sono sempre presenti all'interno di una fattoria didattica, quindi agricoltura, alimentazione, attività motorie, ambiente, arte e naturalmente amicizia. Un'opportunità per scoprire e riscoprire il paesaggio, le sue stagioni, le coltivazioni, i prodotti della terra e gli animali, ma anche tempi e mestieri e lo stile di vita di chi nella fattoria vive e lavora. Mia figlia si sta divertendo tantissimo con le mucche, dà da mangiare, anzi anche ha paura, però sta imparando ad approcciarsi con gli animali più grandi, insomma voluminosi. E anche il piccolino, insomma, vedo che scopre nuove cose, la foglia, il sasso, è bellissimo veramente. È una bellissima occasione per passare una domenica in compagnia, una giornata di festa con la famiglia, per riscoprire i sani valori di una volta che stiamo perdendo con questa routine quotidiana. Qua gli sembra di essere al Luna Park, quindi ai bambini in realtà basta pochissimo per trovarsi in un ambiente che alla fine è quello naturale, no? Con un po' di meno egoismo da parte dei genitori, un po' più proiettato verso i figli e il futuro, sicuramente è un'esperienza da fare e che ti arricchisce.